Bomba d'acqua oggi in città, una ragazza dispersa a Favara per via del maltempo, interrogazione parlamentare dell'onorevole Catanzaro sul rischio idrogeologico. Il presidente della Cassa Edile di Agrigento Salamone interviene sul rispetto delle norme per il rilascio del DURC verso le pubbliche amministrazioni. Il presidente regionale della CNA Giglione plaude allo sblocco di 70 milioni di euro per l'artigianato. La compagnia dei carabinieri di Sciacca, elevata al reparto territoriale, più aderente alle esigenze del territorio, sequestrata una piantagione di droga a Partinico dalla Guardia di Finanza, operazione antimafia a Palermo, arrestati 2 individui, liquido infiammabile versato a Licata davanti a un'abitazione, poliziotti e carabinieri aggrediti sempre a Licata, danneggiate le auto nel tentativo di rimuovere alcune autovetture abbandonate. Riapre ad Agrigento, dopo anni di assenza, il glorioso Circolo dei Nobili, l'evento previsto per il prossimo 4 ottobre in via Atenea. Appello per la pace in Palestina, un presidio permanente davanti alla prefettura fino al prossimo 10 ottobre. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 1 ottobre, mercoledì. Maltempo oggi nell'Agrigentino, la città è stata invasa da una bomba d'acqua. A Favara una donna risulta dispersa. Il nostro servizio è il collegamento con Giuseppe Moscato. Ieri il sindaco di Agrigento aveva pubblicato l'allerta meteo gialla, ma in molti si sono chiesti oggi perché non rosso, considerato la furia del maltempo in città. Situazioni all'inverosimili si sono create per via della bomba di acqua che ha invaso il centro abitato cittadino e diversi comuni dell'Agrigentino. La via Atenea è stata letteralmente invasa da un fiume di acqua, facendo ribaltare tutto quello che c'era per la via, così come anche in piazza Vittorio Emanuele, in piazza Stazione e al villaggio Mosè, come si vedono da alcuni video postati da diversi cittadini nella mattinata di oggi. In diverse abitazioni l'acqua è entrata fino all'interno delle case, le fognature sono scoppiate, i complini completamente saltati via. Il flusso di acqua arrivata è stato incontenibile, come quello avvenuto all'Istituto Gallo, che ha inondato i locali al suo interno. Preoccupante è stato quanto è successo a Favara. La furia dell'acqua che ha travolto il paese ha portato alla scomparsa di una giovane trascinata via mentre attraversava una delle zone più colpite dal nubifragio. Ce ne parla più approfonditamente il collega Giuseppe Moscato. Siamo a Favara, in Piazza della Libertà, meglio conosciuta come Uconzu, e questa è una delle zone più pericolose perché un po' più bassa rispetto alle strade, soprattutto quando arriva l'acqua violenta che c'è stata questa mattina. Intorno alle 8 una signora era dentro la sua macchina, una Y10, e vedendo quell'acqua ha avuto paura, è scesa e lì è stato peggio perché l'acqua l'ha travolta, l'ha fatta cadere a terra e rotolare. C'è stato qualcuno che l'ha vista, ha tentato anche di aiutarla, l'ha teso la mano, la stava anche prendendo, ma l'acqua era troppo forte e ha travolto anche lui. Per la signora che rotolava non c'è stato niente da fare e l'acqua si è convogliata in quel canalone che vedete alle mie spalle, un canalone che raccoglie proprio l'acqua piovana per portarla poi al depuratore. Scattate subito l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la protezione civile, tantissime persone, i parenti, un sacco veramente di persone che nonostante la pioggia, nonostante il pericolo, si sono subito sbracciati e dati da fare per cercare la signora. Sono entrati all'interno del canalone, sono entrati anche all'interno di tutta quella che è la condotta. I sommozzatori dei vigili del fuoco, della protezione civile hanno ispezionato pozzetto per pozzetto, ma fino adesso non c'è nessuna traccia della signora. Favara è attonita, Favara aspetta una notizia positiva, il sindaco in prima persona è stato qui ed è ancora che sta attenzionando le ricerche. Purtroppo per il momento non abbiamo ancora notizie positive da darvi. E sul maltempo in Sicilia interviene oggi il capogruppo del PD, l'onorevole Catanzaro, affermando: non stiamo dicendo piove governo ladro, stiamo dicendo una cosa molto seria. Cosa ha fatto il governo Schifani in questi anni per attenuare gli effetti del dissesto idrogeologico nel nostro territorio? Si pensa solo a rincorrere le emergenze, un governo da zero programmazione, solo approssimazione.
Michele Catanzaro, capogruppo del PD, ha presentato un'interrogazione all'ARS per chiedere di conoscere quali sono gli interventi avviati dal governo Schifani per il contrasto al dissesto idrogeologico sul nostro territorio. In queste ore, aggiunge Catanzaro, sono stati colpiti in particolare l'Agrigentino con il dramma della donna dispersa a Favara e alcune zone del Palermitano. Siamo solo alle prime piogge e come gli anni passati si inizia a fare il conto dei danni. La Cassa Edile di Agrigento, per via del suo presidente Salamone, richiama le amministrazioni al rispetto delle norme sul DUC. Sconfiggiamo l'abusivismo. Garantire il rispetto delle norme sul DURC da parte delle pubbliche amministrazioni, contrastare l'abusivismo e la violazione delle normative sull'edilizia. Per questo scopo la Cassa Edile Agrigentina di Mutualità e Assistenza, per impulso del presidente Carmelo Salamone, nei giorni scorsi ha scritto alle amministrazioni comunali della nostra provincia affinché si attengano alle disposizioni vigenti in materia di documento unico di regolarità contributiva, conosciuto come DURC. In particolare l'ente ha ribadito quanto previsto dalla normativa nazionale: la regolarità contributiva non può invece essere oggetto di autocertificazione, come invece spesso avviene nella nostra provincia. La Cassa Edile ha quindi invitato le amministrazioni e gli uffici a rispettare scrupolosamente le procedure previste, evitando di accettare autocertificazioni in sostituzione del DURC che non hanno nessun valore legale. Allo stesso tempo chiede di trasmettere con cadenza trimestrale i titoli abilitativi acquisiti e rilasciati come la DIA e la SCIA, permessi di costruzione, indicando la ditta richiedente l'oggetto e la sede dei lavori, la data di inizio e l'impresa esecutrice con i relativi riferimenti fiscali. L'ente è pronto a fornire la propria collaborazione in questa direzione, spiega Carmelo Salamone, nella consapevolezza che questo sarà fondamentale per garantire legalità, regolarità e trasparenza nel settore edile a tutela dei lavoratori, delle imprese e dell'intera collettività. La Cassa Edile Agrigentina, conclude Salamone, resta a disposizione per ogni chiarimento e supporto utile in questo e in altri settori. Un segnale concreto e atteso da centinaia di imprese siciliane, così Piero Giglione, segretario regionale della CNA Sicilia, ha commentato lo sblocco dei 70 milioni di euro del bando più artigianato annunciato dall'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'associazione. Sentiamo una dichiarazione dello stesso Giglione. Durante l'inaugurazione della sede, l'assessore Tamaio ha annunciato finalmente che il governo ha approvato il rendiconto e quindi i 70 milioni che erano messi a disposizione della CRIAS diventeranno operativi nei prossimi giorni. Finalmente le imprese che hanno creduto in un bando cosiddetto più artigianato finalmente avranno nelle proprie aziende la disponibilità di queste somme che erano state bloccate più di un anno. Questa è una grande opportunità, vengono messe a disposizione delle imprese liquidità. Ci ha annunciato, e questo l'abbiamo fatto come CNA anche con le altre associazioni datoriali, il rilancio della CRIAS. Il presidente della commissione e tutti i membri della commissione hanno presentato un emendamento in commissione dove verrà rimpinguato il fondo di rotazione della CRIAS e quindi anche lì avremo modo di poter usufruire di nuove liquidità. Abbiamo chiesto in quell'incontro all'assessore di creare un tavolo tecnico per individuare delle misure ad hoc per le imprese artigiane, per le imprese giovanili e in particolare per le start-up. Quindi nei prossimi giorni avremo modo di poterci confrontare anche per mettere e impiantare nuovi bandi a disposizione delle imprese. In una nota congiunta i consiglieri della seconda e del sesta commissione del Comune di Agrigento affermano:
L'AICA Nex, così attenta alle regole, si doterà di un organismo interno che possa esercitare il controllo come previsto dalla legge. Abbiamo ulteriormente trattato in commissione il tema dell'acqua ed è emersa la mancanza dell'organo di controllo su AICA, benché i comuni abbiano indicato un funzionario interno per ricoprire il ruolo. Come mai la solerte AICA ancora non è soggetta al controllo analogo? Quando lo farà? Inoltre la Commissione chiedono subito un confronto con la società per avere notizie in merito all'appalto sulle reti idriche e il ritardo sul cronoprogramma. Entro il 2026 come pensano di ultimare il cantiere? Stanno monitorando la situazione? La città è letteralmente in subbuglio, o senza acqua o sotto acqua, con perdite e tubi che straripano. Vogliamo affrontare il problema. Da oggi, 1° ottobre, la compagnia dei Carabinieri di Sciacca viene elevata al reparto territoriale, articolazione dell'Arma, con una struttura più significativa che si rivela più aderente alle esigenze di un territorio connotato da un'economia tra le più fiorenti della provincia, come il centro di Sciacca e le zone limitrofe. Il nostro servizio. Da oggi la compagnia dei Carabinieri di Sciacca viene elevata al reparto territoriale, articolazione dell'Arma, con una struttura più significativa che si rivela più aderente alle esigenze di un territorio connotato da un'economia tra le più fiorenti della provincia, ove il centro Sciacca, unitamente alle sue aree limitrofe, rappresenta un polo con importanti realtà industriali, artigianali e turistiche. Il nuovo reparto territoriale, distante 80 km dal comando provinciale di Agrigento, con un territorio vasto di 850 km², è ripartito tra 11 comuni per un totale di oltre 100.000 abitanti. Continuerà a mantenere alle proprie dipendenze le 9 stazioni dei Carabinieri: Sciacca, Calamonaci, Caltabellotta, Luccasicula, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Burgio, quest'ultima con competenza giurisdizionale anche sul vicino comune di Villafranca Sicula, nonché la tenenza dei Carabinieri di Ribera, giovandosi tuttavia di un rafforzamento della componente investigativa, sezione operativa, e quella del pronto intervento, sezione radiomobile e centrale operativa, sui modelli di altre realtà operative presenti nella provincia di Caltanissetta come Gela e nel palermitano come Termini Imerese. Va ricordato che presso il comune di Sciacca hanno sede il Tribunale, una Procura della Repubblica, con giurisdizione anche su parte dei territori delle compagnie Carabinieri di Cammarate e di Castelvetrano, un commissariato della Polizia di Stato, una compagnia della Guardia di Finanza, un ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera e una casa circondariale. La nuova configurazione del reparto darà il giusto risalto agli sforzi operativi dell'Arma, che storicamente opera in un territorio caratterizzato da un pervicace presenza mafiosa, contrastata dal recente passato da numerose operazioni di servizio che hanno colpito gli assetti criminali dei mandamenti operanti. Il potenziamento dell'organico del reparto si tramuterà inoltre in un incremento dei servizi di prevenzione generale per garantire maggiore vicinanza e senso di protezione alla popolazione, anche in considerazione delle tante attività commerciali e ricettive che insistono sul florido tessuto economico del circondario saccense. Poliziotti e carabinieri aggrediti, 3 arresti, 2 denunciati e auto delle forze dell'ordine danneggiate. È il tristo bilancio di un'operazione di polizia congiunta che mirava a rimuovere alcune auto sprovviste di assicurazioni e abbandonati da tempo per strada. Teatro del parapiglia è stata la via Gela a Licata. Alla fine sono scattati 3 arresti, un 38enne posto agli arresti domiciliari, 2 minorenni invece accompagnati a carcere minorile di Malaspina. I reati contestati sono danneggiamento, lesioni personali e resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Il caos è scoppiato perché uno dei proprietari delle macchine, assieme al figlio e un amico del figlio, entrambi minorenni, ha dato in escandescenza sia i poliziotti del commissariato cittadino
che quelli dell'Arma dei Carabinieri, sono stati aggrediti. I proprietari delle altre auto rimosse, un uomo e una donna, rispettivamente di 59 e 36 anni, sono stati invece denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per abbandono di beni sottoposti a sequestro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un'estesa piantagione composta da circa 1600 piante di marijuana situata a Partinico, sotto sequestro anche 70 kg di cannabis già pronti per essere immessi sul mercato. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Un forte odore di marijuana ha tradito l'esistenza di un vero e proprio laboratorio della droga a Partinico. I finanzieri della compagnia locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un casolare sospetto, all'interno del quale hanno trovato tutto l'occorrente per coltivare e lavorare la cannabis: lampade ad alta intensità, deumidificatori, condizionatori e macchinari per separare le infiorescenze dagli arbusti. Oltre alle attrezzature, sul posto anche 70 kg di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio. Ma la scoperta più importante è arrivata poco dopo. Nascosta tra gli ulivi, i militari hanno trovato un'intera piantagione con 1600 piante in piena maturazione, dal peso complessivo stimato di oltre 4 tonnellate. Una produzione destinata al mercato illegale che, secondo gli investigatori, avrebbe generato profitti per circa 3 milioni di euro. E non solo droga. Nel casolare, infatti, è stato rinvenuto anche un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica che avrebbe consentito un risparmio illecito stimato in 250.000 euro. Il responsabile della piantagione è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di furto aggravato di energia elettrica. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Il tetto non è riuscito a sopportare il peso della cisterna d'acqua e all'improvviso il soffitto è piombato sul pavimento di casa. Non ci sono stati fortunatamente feriti a causa del crollo perché i proprietari non erano a casa nell'esatto momento del cedimento. Tutto questo è avvenuto l'altra sera in uno stabile di via Generale Cascino nel centro abitato di Ravanusa. La porzione di soffitto si è staccata riversando a terra calcinacci e detriti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caricattì, i carabinieri della stazione di Ravanusa, il personale dell'UTC del comune. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'intera area. Operazione antimafia oggi a Palermo. Nelle prime ore all'alba la Polizia di Stato ha arrestato 2 persone accusate di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori della zona della Noce. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Nel corso della mattinata di oggi la Polizia di Stato, personale della squadra mobile della Sisco, su delega della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 53enne e di un 35enne gravemente indiziati di essere responsabili di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di attività imprenditoriali attive nel territorio storicamente controllato dalle famiglie che compongono il mandamento mafioso della Noce. Il provvedimento accoglie gli esiti delle attività investigative scaturite a seguito delle denunce presentate dalle vittime, le quali, grazie al loro contributo insieme alle attività di indagine, hanno consentito di acquisire solidi elementi probatori, dai quali emerge chiaramente la pressione e il controllo del territorio esercitato in pieno stile mafioso dai destinatari della misura cautelare in occasione delle richieste estorsive in danno agli imprenditori della zona. Alcuni dei denuncianti sono assistiti dal movimento Addio Pizzo. L'indagine, i cui fatti reato scoperti e documentati si sono susseguiti con diverse condotte tra maggio e giugno del 2025, ha fatto emergere un interesse ancora concreto e attuale di Cosa Nostra verso la pratica del pizzo, soprattutto in alcune zone della città come la Noce, molto popolata da piccole imprese.
Nel formulare le richieste estorsive non sono mancati riferimenti alla destinazione delle somme all'organizzazione criminale Cosa Nostra e in uno dei casi denunciati, al fine di aggravare e rendere concrete le minacce, gli indagati si sarebbero spinti fino a lanciare un bidone contenente materiale infiammabile nei pressi del perimetro esterno di uno degli obiettivi oggetto di richiesta estorsiva. Nelle vicinanze del rettifilo Garibaldi, nel centro urbano di Licata, ieri notte si è materializzata un'inquietante intimidazione. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco al portone d'ingresso dell'abitazione di un 25enne licatese. Le fiamme del portone della residenza sono state spente dai vigili del fuoco del locale di distaccamento. L'intervento dei pompieri ha evitato alle fiamme di prorogarsi al resto dell'immobile. I carabinieri della compagnia di Licata, come procedura investigativa, hanno ascoltato la vittima. L'obiettivo è stato uno soltanto: riuscire a capire se il giovane avesse avuto di recente problemi o dissidi o se avesse dei sospetti più o meno mirati su chi ha potuto mettere a segno l'atto delinquenziale. Inevitabile il riservo investigativo e non trapela nessuna indiscrezione. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'indagine a cariche di ignoti con l'ipotesi di reato danneggiamento a seguito di incendio. Dopo un lungo periodo di chiusura e incertezza, il Circolo dei Nobili di Agrigento si prepara a riaccendere le luci del suo storico salone. La data fissata per l'inaugurazione delle nuove attività è sabato 4 ottobre con un evento aperto al pubblico presso la sede di via Atenea 307. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in conferenza stampa ad Agrigento e segna una nuova fase per uno degli spazi culturali più antichi della nostra città, trasformato in un luogo aperto alle comunità, alla cultura e alla memoria. Nato nel 1747 per volontà dei giurati, il circolo ha attraversato secoli di storia, trasformandosi da salotto d'élite a testimone del fermento culturale cittadino. Sebbene la ricostruzione storica dettagliata presenta ancora dei vuoti, il presidente Giuseppe Zegretti ha sottolineato come Piazza Gallo, dove ha sede il circolo, abbia mantenuto il suo lavoro simbolico nel tempo come cuore pulsante della vita sociale, prima di Girgenti e poi di Agrigento. Il racconto di questo lungo percorso viene affidato a una pubblicazione intitolata Il Post Fata Resurgo, firmata da Settimio Biondi, storico agrigentino. Con toni sinceri e appassionati, Giuseppe Zegretti ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi decenni, un calo drastico dei soci, la gestione faticosa degli spazi, il timore che la storia del circolo potesse perdersi per sempre. Dal 1974 non si registravano nuovi ingressi. Nel 2024 Zegretti si è ritrovato unico socio e presidente, determinato a dare un nuovo volto a un bene che ha definito di tutti. Il circolo rinasce quindi come salotto per la città, non più come luogo esclusivo, ma come spazio aperto a chi vuole proporre idee nel campo della cultura, dell'arte e della storia. Vi proponiamo ora un video del momento di preghiera interreligiosa che si è svolta ad Agrigento in piazza Ravanusella davanti all'Ulivo della Pace. L'iniziativa, dal titolo Insieme per la Palestina, silenzio e preghiere interreligiose, è stata promossa da Agrigento per la Palestina con la partecipazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, della Consulta, delle aggregazioni laicali, della comunità musulmana e di diverse associazioni locali. Cristiani e musulmani hanno voluto testimoniare in un'unica umanità accanto ai fratelli e alle sorelle palestinesi, chiedendo la fine delle violenze e del genocidio e giustizia per tutte le vittime innocenti. Ricordiamo inoltre che fino al 10 ottobre, ogni giorno dalle 17 alle 19, si terrà ad Agrigento, di fronte alla prefettura, un presidio permanente per la Palestina. È un appuntamento quotidiano aperto a tutti per continuare a dare voce alla richiesta di giustizia e libertà. Si invita pertanto la cittadinanza a partecipare e a unirsi a questa testimonianza. Intanto vi proponiamo il video.
E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA, vi ricordiamo, si possono vedere in tutta Italia sul canale 18 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.